Una bella notizia per tutti, per il Veneto, per chi corre, per i candidati, per i cittadini, si apre una nuova era. Sono cambiate molte fragilità, molte domande a cui bisogna dare risposte, quindi si apre una nuova strada di cambiamento di cui noi vogliamo essere protagonisti. Capitolo chiuso, si volta pagina, è questa la sintesi del Manildo pensiero nel giorno in cui si fissa la data del voto, ma ancora nulla si muove, almeno ufficialmente nel centrodestra, cercasi uno sfidante disperatamente. Sarei molto contento di conoscere chi sarà il candidato del centrodestra, perché insieme con il confronto dialettico, col confronto sulle idee, si possono dare delle risposte a un Veneto che negli ultimi 10 anni è cambiato molto. In casa centrosinistra si registra l'addio, in politica mai per sempre, del partito della Rifondazione Comunista che in una nota prende atto delle scelte del candidato presidente. Il centrosinistra, si legge, accentua il suo profilo moderato e imbarcazione che non fa mistero della sua disponibilità a stare anche nel campo del centrodestra e di avere come principale avversario politico il Movimento 5 Stelle e ancora. Manito o non manito, noi ci assumiamo, ognuno si assume le sue responsabilità, noi ci assumiamo le nostre. Rifondazione tira dritto, forte della sua storia e dei suoi temi, fa sapere sempre benvenuto. Non è che siamo nati ieri, no? Cioè, questo lungo rimpallo ovviamente ci aveva già messo, diciamo, in allerta, per cui noi abbiamo già cominciato a lavorare al nostro progetto, insomma, di costruzione di una lista. L'avvocato trevigiano da parte sua non si scompone e conferma contatti frequenti proprio con Calenda. Io sono il garante di una coalizione, per me è importante essere il garante di una coalizione coesa nelle promesse ma soprattutto nei fatti concreti. Incontrerà Calenda. Senz'altro, l'ho sentito in questi ultimi giorni, l'ho sentito, c'è convergenza su molte idee, molte proposte concrete, abbiamo parlato di industria, abbiamo parlato di industria 4.0, transizione 5.0, iperammortamento, efficientamento alle aziende, ritengo che possa essere un valore aggiunto.